Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Perdonatemi per l'assenza abbastanza duratura, però per vari impegni personali, e lo devo ammettere anche per colpa del caldo che mi fa venire proprio voglia di non fare niente, sono stato un po' assente. Quindi, visto che sarebbe stato difficoltoso fare un video per ogni giocatore, decido quindi di fare oggi questo maxi video in cui vi andrò a riassumere, scusate, quelle che sono le mie idee riguardo ai giocatori che sono arrivati a Cagliari, ed anche ovviamente, se non soprattutto, di quelli che sono andati via. E io direi di cominciare subito dagli ultimi, ovvero da quelli che sono andati via. Me li sono scritti perché ricordarmeli tutti sarebbe stato un casino. Allora, abbiamo mandato via Cherry. Cherry tra l'altro con prestito, non ho capito se oneroso o meno, con obbligo di riscatto a favore del Como. Credo che mandare via Cherry per tenersi un Pavoletti sia veramente assurdo, perché a parità di caratteristiche, perché i giocatori fisicamente sono molto simili, continuare con Pavoletti e non con Cherry ha veramente dell'assurdo. Però questa operazione è stata legittimata dal fatto che Alberto non volesse più palesemente rimanere a Cagliari. A Como ha trovato tutt'altro ambiente diverso da quello del Cagliari, ha trovato anche nuova linfa vitale e, e quindi questa scelta è dovuta a questo motivo, ed è brutto non tanto perché il Cagliari non abbia potuto puntare su Cherry, ma è brutto perché prima i giocatori venivano a Cagliari per l'atmosfera, ora è per quel motivo che se ne vanno, e non è di certo colpa nostra. Probabilmente con Cherry ha influito anche il fatto che molte volte è stato aspramente criticato dalla tifoseria. Mi viene da dire anche a volte con cognizione di causa, quando la critica la si rivolge al giocatore e non all'uomo, questo sia chiaro. Però evidentemente questo non era più l'ambiente per Alberto ed ha deciso di andare via da Cagliari. Il problema dove si pone? Si pone nel momento in cui tu non remuneri la cessione. E non è la prima volta che accade, specialmente quest'anno, perché mandarlo via adesso, praticamente a zero, senza incassare niente o comunque incassare una cifra minima, proprio risicata, per un giocatore come Cherry, non ha un granché senso, secondo me, specialmente se, come vogliono far notare o come hanno fatto notare in conferenza stampa, diciamo che di soldi non ce ne sono moltissimi, quindi faccio veramente fatica a capire. Poi passiamo alla cessione di Francesco Cusumano alla Vispesaro. Mi sarei aspettato anche lui che rimanesse, perlomeno per fare il rincalzo dei difensori centrali in Serie B, però non è stato così. Non abbiamo effettivamente puntato sul nostro settore giovanile, o meglio lo stiamo facendo in parte, e mi dispiace perché quando un giovane del Cagliari viene ceduto così a cuor leggero, vuol dire che abbiamo vanificato anni di lavoro, ed è quello che è successo con Cusumano. Ma non solo, è quello che è successo anche con Biancu. Questa volta cessione a titolo definitivo, quindi Biancu non è più un giocatore del Cagliari ma è un giocatore dell'Olbia. Biancu di cui si è sempre parlato bene, mi ricordo l'anno scorso, se non erro, è stato il primo a segnare il gol stagionale del Cagliari, il primo gol stagionale del Cagliari in un amichevole. Era un ottimo centrocampista, è un ottimo centrocampista, e non capisco perché il Cagliari, dopo avergli fatto fare anni e anni di gavetta ad Olbia, non abbia mai concretamente puntato su di lui. Ed è lì che io mi pongo la domanda: ma cosa abbiamo a fare un settore giovanile se tanto poi sui giovani non ci puntiamo? È un qualcosa che io non riesco a capire, perché noi dal settore giovanile abbiamo visto esordire Murru ed essere titolari per svariati anni. Murru, un giocatore che non è mai esploso, però giocava titolare e ogni anno noi lo aspettavamo. Abbiamo visto esordire De Iola, che con tutto rispetto l'anno scorso ha fatto anche il suo,
Però se parliamo di caratteristiche tecniche non stiamo certo parlando di un campione del mondo, lo sappiamo tutti, però comunque il suo lo fa. Quindi perché un giocatore che cioè dei giocatori che tutto sommato sono nella media o anche leggermente sotto la media possono giocare a Cagliari, a volte anche titolari, e dei giovani promettenti, nonostante la gavetta, non gli viene data questa possibilità? Non riesco a comprenderlo, non riesco veramente a comprenderlo. Tanto perdonatemi, ho dovuto chiudere la finestra perché purtroppo la gente strilla. Comunque passiamo alla prossima cessione e stiamo parlando di Marin. Anche lui ceduto in prestito, adesso non mi ricordo se con diritto o obbligo di riscatto, comunque all'Empoli. Anche da lui, nel caso comunque la cessione sia in prestito, oneroso o meno, non stiamo ricavando niente o abbiamo ricavato pochissimo a fronte di quella che è stata la spesa iniziale fatta per lui. Ovviamente è andato via in minusvalenza a prescindere, perché credo che anche con l'ammortamento il Cagliari non riuscirà a rientrare della cifra spesa per lui, sia a livello di costo del cartellino, quindi 10 milioni, che di ingaggio, che se non mi sbaglio è di 1 milione all'anno. Quindi anche lì una cessione che ci sta assolutamente, però non riesco a comprendere il bisogno del Cagliari di cedere i giocatori ma di regalarli sostanzialmente, perché se il Cagliari riceverà la proposta di riscatto da parte dell'Empoli sarà l'anno prossimo, e per carità i soldi faranno sempre comodo, però tu dovresti tecnicamente allestire una squadra super potente per la Serie B, una squadra che possa vincere il campionato a mani basse, perché quello deve essere l'obiettivo del Cagliari, anche se ripeto non mi stupirei se rimanessimo ancora in B. Però tu dovresti agire seguendo quell'obiettivo e quindi cercare di trarre anche il sangue dalle rape. No che mi vai a cedere giocatori per cui tu hai speso cifre importanti per poi ricavarne zero. Non ha il minimo senso. Cessione invece a titolo definitivo per Bellanova, lo sapevamo tutti, penso sia stata la cessione più remunerativa di quest'anno, e c'è poco da dire. A me dispiace tantissimo perché era un ottimo giovane, è un ottimo giovane, però non era più il caso, e si vedeva dalle ultime partite. Già dalle ultime partite della scorsa stagione si vedeva che Bellanova aveva la testa altrove. Per carità, è anche giusto, essendo comunque un ragazzino, però mi dispiace perché secondo me a Cagliari un altro anno ci poteva stare, però è chiaramente un giocatore da Serie A, anche se dubito che all'Inter possa trovare particolare spazio. Passiamo poi alla cessione a titolo definitivo di Gaiano, che è andato al Padova. Su Gaiano io non so bene cosa dire perché ho in testa mille pensieri. Mi ricordo la partita contro la Juve, l'anno del lockdown, in cui da esordiente in Serie A fece un gol e un assist. Da lì in poi veramente gli fu dato il minimo spazio. Se non erro giocò qualche altro 2-3 partite, ma scampoli di partite, stiamo parlando di 10-15 minuti. Forse giusto l'anno scorso la partita di Coppa Italia contro il Sassuolo, che il Cagliari ha voluto palesemente perdere, però va bene. E non lo so, cioè anche in questo caso vale lo stesso discorso che ho fatto per Cusumano. Gli viene data la possibilità a questi giocatori di esordire in Serie A, provano a dimostrare qualcosa, li mandano a fare gavetta in serie minori, Serie B, Serie C, maggiormente Serie C, e poi una volta tornati a casa base spariscono, escono fuori dal radar, non sono più utili al progetto e vengono venduti. Io non capisco che senso abbia allora avere un settore giovanile. E stesso discorso lo posso fare per Conti, anche se Conti è un po' diverso.
Conti che è stato ceduto a titolo definitivo all'Hellas Verona, il capitano del Cagliari Primavera che è stato ceduto a titolo definitivo, però come vi ho già detto lì subentrano anche delle altre questioni, ovviamente la questione del padre che sicuramente secondo me ha avuto un peso in questa operazione e sotto quell'aspetto io posso dire è giusto che sia andata a finire così. Però da tifoso del Cagliari a me sarebbe piaciuto innanzitutto vedere un altro Conti in prima squadra, ma quella è una cosa mia. Ma vedere il settore giovanile emergere veramente a Cagliari. Invece non è stato così. Tra l'altro il miglior settore giovanile degli ultimi anni. Cioè siamo riusciti ad arrivare in semifinale playoff e stavamo pure per arrivare in finale se non facevamo quel suicidio sportivo. Quindi ho veramente molto rammarico. E passiamo ovviamente alla cessione delle cessioni. Stiamo parlando ovviamente di João Pedro. Qui ho notato che c'è uno spartiacque enorme tra chi praticamente si è dato all'autoerotismo per il fatto che João Pedro sia andato via e chi invece ha preso la sua cessione con estremo rammarico. Io come sempre sto nel mezzo. Allora, se devo parlare del giocatore sono triste anch'io, perché ritengo che sia un giocatore fenomenale. È forte, cioè non mi sento di dire che João sia scarso. João è forte, ha dribbling, ha corsa, ha tecnica, ha tiro. È una seconda punta barra trequartista molto buona. Magari è diventato più seconda punta negli ultimi anni, perché a livello di visione di gioco, perlomeno per quanto riguarda il far girare la squadra, mi sembrava un po' carente. Però comunque stiamo parlando secondo me di un giocatore che in Serie A potrebbe giocare tranquillamente in una squadra medio-alta. Però se penso a João Pedro penso anche al fatto che sia un giocatore estremamente incostante, succube della sua stessa testa, che molte volte gioca contro di lui e non con lui. Quante volte abbiamo visto partite in cui João passeggiava in campo? Troppe. Un livello inaccettabile di partite in cui João faceva questa cosa. E soprattutto João secondo me paga molto il fatto di essere diventato capitano non avendone le caratteristiche, e penso che su questo saremo d'accordo un po' tutti. Anche io ero d'accordo sul dare la fascia a João semplicemente per una questione di anni di militanza, che è un po' il criterio cardine sul quale si affida la fascia da capitano la maggior parte delle volte. Però João non ha le caratteristiche per poter essere il capitano. Io vi invito a fare un salto su Google Immagini e scrivere João Pedro. La maggior parte delle volte in cui viene fotografato, a prescindere, anzi tranne se non è un'esultanza, ha quasi sempre la testa bassa ed è esplicativo, fa capire veramente tanto. Purtroppo João paga molto questo, paga veramente molto questo. Poi l'addio bellissimo col messaggio in sardo, il fatto che lui abbia spiegato il suo silenzio, però io non la posso trovare una giustificante, perché solo Dio sa a chi ha fatto più male la retrocessione, se a noi o a lui. Tu da capitano, da persona che indossa la fascia e che in quel rettangolo di gioco rappresenta milioni di tifosi, tu tra virgolette sei obbligato a dover dire qualcosa, a rappresentare il club. Non lo hai fatto e l'unica volta in cui hai parlato è stato quando te ne sei andato via. Troppo facile così, troppo facile. Non mi è piaciuta. Però ripeto, a livello di giocatore stiamo parlando secondo me di un grandissimo giocatore. Io direi ora di passare agli acquisti. Abbiamo preso Di Pardo dalla Juve, se non erro, in prestito.
non mi ricordo se c'era un diritto o un obbligo di riscatto, forse un obbligo in caso di promozione, che è un esterno destro del suo ruolo naturale, ma può essere adattato a terzino destro. Credo che questo, che Di Pardo sia il ricambio naturale di Zappa, perché a destra, così sul momento, non mi vengono in mente altri nomi. Esterno destro dubito fortemente, visto che a quanto pare Liverani giocherà con un 4-3-3 e non penso giocherà come esterno destro, quindi sarà il ricambio naturale di Zappa, che secondo me comunque ci può stare. Non mi fa impazzire Zappa come titolare, però per la categoria penso possa andare bene. Il nome di Di Pardo io non l'ho mai visto giocare, o se l'ho visto giocare non me lo ricordo, però penso che possa essere un ricambio adeguato, perché comunque la categoria l'ha fatta, forse anche solo un anno, però comunque l'ha giocata e la conosce, che è una cosa fondamentale, quindi come sostituto perché no. Poi per un Carboni che va via ne abbiamo preso un altro, in questo caso Franco Carboni, che è un terzino sinistro, e qui bisogna capire bene cosa fare, perché chi sarà il titolare, perché a giudicare dalle amichevoli il titolare è Obert e sta facendo anche molto bene su quella fascia. Carboni sarà il sostituto? Probabilmente sì, visto che se non erro è arrivato in prestito secco. Comunque correggetemi voi qua sotto nei commenti se mi sto sbagliando. Quindi anche lui ci può stare, però se devi andare a prendere un giovane dell'Inter in prestito secco, perché non puntare sul terzino sinistro della primavera? È che sempre lì il discorso, andiamo a finire sempre lì, però va bene. Poi abbiamo fatto secondo me il miglior, cioè uno dei migliori acquisti del Cagliari di quest'anno è stato Viola. Io calcisticamente amo Viola, perché è un giocatore che rispecchia delle caratteristiche che io amo, ovvero uno che ha los huevos, come si suol dire, e è uno che a centrocampo sa fare molte cose, principalmente ha visione. Principalmente ha visione, ha il piede e soprattutto è mancino, una cosa che io adoro, perché essendo io mancino ho anche questa attrazione verso i giocatori mancini, senza contare che comunque sa tirare i calci piazzati e non è cosa da poco, perché dopo aver perso Lico Giannis, che era, se non erro, l'unico mancino che sapeva battere anche i piazzati, ne abbiamo trovato un altro. Ed è una cosa molto molto utile. Secondo me sarà un grande acquisto, si rivelerà un ottimo acquisto per quanto riguarda la Serie B. Abbiamo preso anche Makumbu dal Maribor a titolo definitivo, ovviamente anche Viola a titolo definitivo. Makumbu io l'ho visto in queste amichevoli e mi è sembrato un buonissimo centrocampista, perché se no non avrebbe giocato nella squadra più forte slovena, se non erro, o slovacca, mi confondo sempre la Slovenia e Slovacchia. E comunque stiamo parlando di un giocatore che ha giocato nel Maribor ed è un ottimo giocatore, e secondo me lo abbiamo visto anche dall'amichevoli. L'unica pecca che io ho trovato è il fatto di scaricare un po' troppo il pallone. Io adesso non so come siano i piedi di Makumbu, se sia un tiratore da fuori o se sia semplicemente uno smista palloni, però ho notato che molte volte quando la squadra si alzava e andava in fase offensiva quando Makumbu si trovava sulla tre quarti preferiva sempre scaricare il pallone, preferibilmente agli esterni, anzi alle ali, piuttosto che ne so, magari tentare un dribbling oppure tirare una bordata da fuori. È una cosa che faccio fatica a comprendere per il tipo di calcio che piace a me, però ci può stare. Vuol dire che comunque ha consapevolezza dei suoi mezzi e magari sa che nel tiro non è impeccabile e quindi preferisce scaricare il pallone. Questa intelligenza tattica è anche un qualcosa di cui abbiamo molto bisogno, decisamente molto. Tra l'altro è un giocatore fisico, quindi magari anche in fase di
di interdizione può fare bene. Intanto succedono cose, vabbè, non so se si vede il difetto, vabbè. Questo cosa ci fa capire? Che quest'anno sicuramente non verrà data la possibilità un'altra volta a Contini di poter giocare, purtroppo, e sarà lui l'attaccante titolare. E io ne sono estremamente contento. Non ho molta simpatia per la Padula, devo essere sincero, però sicuramente è meglio di vedere Pavoletti come prima punta, e poi rispecchia le caratteristiche di un giocatore che piace a me, di una prima punta che piace a me, quindi non la classica prima punta fisica, ma una prima punta che possa svariare su più soluzioni e che non campi di rendita con la sola qualità che ha, perché comunque la Padula può darti la possibilità di colpire in contropiede, può giocare veloce, ha dribbling, ha il tiro, ovviamente pecca sul gioco aereo, però compensa con tutto il resto. E quando ti serve di più la caratteristica del gioco aereo, fai uscire la Padula e fai entrare Pavoletti. Quindi, visto in quest'ottica, l'acquisto di la Padula è stato anche molto intelligente. Quindi veramente un ottimo acquisto, sia a livello di nome, sia a livello di caratteristiche, ma soprattutto a livello di intelligenza. Strano ma vero, veramente strano ma vero. Io fino adesso posso anche chiudere qua i nomi che mi sono scritto. Posso solo complimentarmi a livello di nomi e di caratteristiche per i giocatori che sono stati acquistati, ma di strada ce n'è ancora tanta da fare. E non a livello di calciomercato, a livello di società. Io voglio vedere un Cagliari diverso. E se noi torniamo in Serie A, io non dimentico tutto quello che in questi 8 anni è successo. E nessuno dovrebbe farlo. Quindi congratulazioni alla società, perché sembra che si stia muovendo nella direzione giusta, ma c'è ancora tanto da fare, c'è decisamente ancora tanto da fare. Niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!